Stai attento, signor genitore, fare il padre non è mica un mestiere. Dimmi un po', ma che effetto ti fa il sentirti chiamare papà? Stai attento, signor genitore, anche se non gli manca niente, lo so, ogni giorno un giocattolo nuovo, qualche volta lo porti allo zoo. Tu per lui sei un modello, stai attento, tu per lui sei il più bello, stai attento. Sei il più giusto, sei il più forte, tu sei tutto. Stai attento, signor genitore, se il maestro di scuola ti ha detto che dagli altri bambini è diverso, che tuo figlio è un bambino introverso, stai attento, signor genitore. Il lavoro, l'ufficio, gli amici, anche il sabato sera giochi a carte e tuo figlio l'hai messo da parte. Stai attento, tu per lui sei il più bello, stai attento, tu per lui sei il più giusto, sei il più forte, tu sei tutto. Stai attento, signor genitore, oramai a 11 anni e lo sai, lui ti fa 10.000 domande, ma tu leggi il giornale incurante. Stai attento, signor genitore, non c'è tempo per restare con lui che parla di emarginazione e tu guardi la televisione. 16 anni, è successo qualcosa. Da 3 giorni è scappato di casa. Ora sì, gli volevi parlare. Ora sì, lo volevi ascoltare. 16 anni, è successo qualcosa, corri subito lì all'ospedale, ma il suo letto è già pieno di rose. Troppo tardi, papà, overdose. Grazie. Io volevo fare i complimenti ad Ilaria Del Vomero, quindi signori, fate i genitori. È chiaro, è molto importante. Un bacio a Ilaria Del Vomero. Ciao. Melania? Ah sì, Melania Del Vomero.